Un incisivo intervento dei carabinieri della tenenza di Favara avrebbe sgominato una banda di ladri intenti ad effettuare un furto in un'abitazione alla periferia della città. Il fatto è successo questa mattina in Contrada Stefano. 3 le persone, tutte favaresi, che i carabinieri guidati dal tenente Treleani sono riusciti a fermare. Le manette ai polsi sono scattate per i pregiudicati Salvatore Sicilia di 30 anni, Calogero Fanara di 57 anni e Lillo Pollicino di 29 anni. Quest'ultimi 2 attualmente in regime di sorveglianza speciale. I 3 si erano recati nella contrada a bordo di un Piaggio Porter, abilmente nascosto lontano dalla casa visitata, immobile di proprietà di una famiglia di Favara residente all'estero. I militari, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, hanno notato dei movimenti sospetti all'interno della villetta di Contrada Stefano. Successivamente i sospetti dei carabinieri sono stati confermati dalla presenza dei 3 ladri che, alla vista dei militari, si sono asserragliati in casa. Vani comunque i tentativi dei 3 malviventi di sfuggire all'arresto avvenuto subito dopo. Sul caso proseguono le indagini dei carabinieri di Via dei Mille. Gli inquirenti non escludono che i 3 possano essere i responsabili di altri furti commessi nel circondario favarese negli ultimi periodi. Pollicino, Fanara e Sicilia sono stati trasferiti presso la centrale operativa dei carabinieri di Agrigento in attesa di essere giudicati con il rito direttissimo. Intanto i furti dell'ultimo periodo nelle abitazioni avevano provocato un senso di timore nei cittadini, che avevano chiesto a gran voce maggiori controlli sul territorio, appello che il comando provinciale dell'Arma aveva subito accolto, programmando una serie di controlli in città. Non ultimo quello fatto venerdì sera, dove è scattata una denuncia per allaccio abusivo alla rete elettrica e diversi verbali per violazione delle norme in materia di igiene. I carabinieri della locale tenenza, congiuntamente ai militari del NAS di Palermo, avevano ispezionato diverse attività commerciali ambulanti. In 2 furgoni adibiti alla vendita di alimenti, i carabinieri hanno contestato diverse infrazioni.